Governatore Federica, il risultato dell'Alma Pallacanestro Trieste ha un valore che va anche al di là dello sport. Sì, al di là dello sport perché come ho avuto modo di dire più volte, i successi a livello nazionale di Alma aiuteranno tutta la regione anche dal punto di vista della conoscibilità del territorio e della promozione del territorio stesso. E ovviamente l'immenso valore sportivo che ha il passaggio in A1, che vuol dire essere ai vertici nazionali e quindi poter competere con le grandi squadre. Assessore Gibelli, in mezzo a due torri dell'Alma, lei ha ricordato che l'impresa della squadra di pallacanestro assomiglia a quella di Ulisse. Certo, è superamento di un limite che gli altri credevano che ci fosse, ma che loro hanno dimostrato che invece potevano superare. È un esempio per tutti, è un esempio per tutti perché ci si conosce, si sa che cosa si può fare, ma non si sa quello che si potrebbe fare credendoci. E quindi se tutti facessero quello che hanno fatto loro staremmo tutti molto meglio. Loro mi hanno promesso che nel loro tempo libero mi accompagnano quando vogliono aggredirmi quelli ai quali non do i contributi per la cultura. Signori, grazie.